Buongiorno, buongiorno. Come vi avevamo anticipato nei giorni scorsi, seguiremo oggi in diretta le esequie di Gilberto Benetton, che è scomparso all'età di 77 anni lunedì scorso nella sua abitazione. È un grande imprenditore veneto che ha fatto grande il Veneto, che ha dato lustro insieme alla sua famiglia a questa regione, a questo territorio, che ha rafforzato nell'immaginario collettivo in tutto il mondo l'immagine di un popolo laborioso, operoso, onesto e leale, e quindi oggi si prevede che alle esequie in Duomo, nel cuore di Treviso, ci siano migliaia di persone. Ovviamente ci saranno tanti protagonisti dell'economia, dell'industria, ma anche dello sport, perché come sapete Gilberto Benetton per lo sport aveva una grande passione e ha fatto moltissimo anche in questo campo. Vedo già davanti al Duomo Lucio Zanato e quindi direi di passargli la linea in una giornata in cui la città è stata completamente blindata. A te la linea, Lucio. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3, mi trovo in piazza Duomo a Treviso, come vedete dietro le mie spalle tanta gente che sta aspettando l'arrivo del feretro di Gilberto Benetton, 77 anni, scomparso di leucemia. Abbiamo visto, noi siamo qui dalle 9, la prima cosa che abbiamo notato è, diciamo così, il servizio di sicurezza. Le telecamere non possono entrare perché è stata bonificata anche tutta l'area, dopo faremo vedere addirittura tutti i cestini sono stati chiusi e sigillati, insomma c'è un certo clima di attenzione perché ovviamente avete sentito ci sono state diciamo così dei pessimi commenti sui social network, e quindi è stato fatto anche un vertice ieri in prefettura proprio per gestire la situazione. Torniamo però alla cerimonia, noi stiamo vedendo tante persone qui fuori che stanno aspettando il feretro che dovrebbe arrivare a momenti, però quello che mi aspetto, quello che voglio cominciare, la prima persona che voglio intervistare è diciamo così l'erede. Vedete qui abbiamo tutta la storia della Benetton, guardate i volti, sono tutti i giocatori della sua squadra, e poi abbiamo anche il volto del volley, altro sport molto importante. Io adesso ne approfitterei perché so che Paolo Vazzoler, buongiorno, so che Paolo Vazzoler porterà la salma in chiesa, quindi lo intervistiamo prima. Senta, intanto buongiorno, e per lei chi era Gilberto Benetton? Non basta la puntata, la trasmissione, non abbiamo tempo per dirlo perché io lo incontro a 20 anni, bambino, lui ne ha solo 40 ma è già il signor Gilberto e comincia a fare lo sponsor di una squadra che gioca a Padova. La prima operazione sportiva siamo noi con la Benetton che gioca a Padova, dopo 2 anni ci regala il Palaverde, dopo 4 anni ci regala la Ghirardi. E lei ha detto, ma chi è quest'uomo? No, chi è quest'uomo? Io l'ho ben scoperto chi era, l'ho scoperto da ragazzino con la reverenzialità di un ragazzino, poi l'ho vissuto nelle notti post partita fino a tardi a chiacchierare più sulle persone che sui gesti tecnici, poi ho lavorato per loro, per la famiglia per 10 anni e tuttora ero con lui nei rapporti dopo l'operazione di switch fra Benetton e la Treviso Basket. È vero che gli ha detto, ma sei sicuro? Assolutamente sì, perché quando mi ha visto cosa fai qui tu, ho detto io le devo riconoscenza e spero che un ragazzino come me un giorno possa giocare nella squadra di Treviso. Se non fa niente nessuno, io sono qua a fare qualcosa. Perché lei porta la cassa? Ma la porto io, la porta Riccardo Pittis, la porta Massimo Jacopini, c'è Lolo Bernardi, c'è Papi, c'è Mordente, un po' di cariatidi, di gente che ha vissuto un sogno grazie a lui, perché giocare a basket per noi era un sogno. Lui ce l'ha permesso in un contesto meraviglioso come Treviso, ci ha fatto vincere, ci ha fatto diventare uomini ed è un minimo gesto di gratitudine nei suoi confronti. Secondo lei è vero quello che dicono, cioè che la Ghirardi è stata pensata come moderno oratorio per dare così, un obiettivo ai giovani, l'obiettivo dello sport e con lo sport l'insegnamento della vita? Lo è. I valori dello sport per lui erano fondamentali e lo erano anche nel mondo del lavoro. Credeva che la salute mentale nascesse anche da una salute fisica, una convivenza di valori quale solo lo sport può darti. E l'ho visto ogni giorno anche operativo in azienda, per cui il ruolo ridotto degli oratori ha significato creare uno spazio che poi era avanti 50 anni, perché tuttora vengono a vederla per emularla, quella realtà trevigiana che è unica.
Senta, cos'è che porterà nel cuore e che porterà nella nuova squadra, nella squadra di basket del Treviso? Io mi tengo una valanga di emozioni vissute con lui e mi tengo buoni insegnamenti e spero di essere capace di applicarli sempre, perché erano tutti insegnamenti importanti. Grazie, lo lasciamo al suo ruolo. Direttore, se poi hai delle domande io sono qui a disposizione, però intanto sto cercando di vedere degli altri volti. A me piacerebbe sentire anche la gente comune, intanto facciamo vedere quanta gente, poi naturalmente quanti giornalisti, perché i giornalisti ce ne sono tantissimi, le camere sono tenute fuori proprio per una questione anche così di riservatezza, altrimenti diventerebbe una bolgia infernale. Del resto comunque il sentiment dentro, noi siamo andati alle 9 a vedere all'interno, ci sono le corone di fiori, tutte bianche, a parte 2 corone rosse che sono dei 2 fratelli, cioè di Giuliana e di Luciano. Stiamo continuando a vedere arrivare persone, abbiamo visto arrivare il presidente di Save, Marchi, abbiamo visto arrivare il presidente degli industriali di Treviso e Venezia, insomma abbiamo visto anche volti molto importanti anche di Albertis e di altre. Guardate adesso abbiamo Marco Tronchetti Provera, lo vedete che sta arrivando, l'amico e soprattutto il socio quando Benetton entrò in Telecom. Qui il significato insomma, è molto importante, cioè l'internazionalizzazione di un gruppo che ha saputo diversificare ed è quello che forse è stato il successo vero e proprio di un'azienda nata facendo dei maglioni in maniera innovativa e poi che ha saputo nel suo tempo diversificare e cercare così di innovare investendo in tante altre situazioni. Torno un attimo al discorso di Autogrill e soprattutto di Autostrade per l'Italia perché questo sistema diciamo così, di controllo di sicurezza nasce proprio da quello che poi è successo dopo Ponte Morandi e quindi anche da tutta una serie di situazioni negative che sono scatenate sui social network. Direttore, ricorderai appunto i commenti negativi arrivati subito dopo la scomparsa di Gilberto Benetton e questo dà il senso e il perché appunto ci sia questo servizio di sicurezza, però noi vogliamo rispondere a queste parole, vogliamo rispondere con questa gente dentro, vedete già è tutto pieno, e questa gente fuori che sta aspettando che arrivi il signor Gilberto. Gilberto Benetton, lo ricordiamo, dei 4 fratelli era diciamo così la parte amministrativa, Giuliana è la persona diciamo così che ha cominciato fisicamente a fare i maglioni, Carlo gli stava dietro, Luciano invece è l'innovatore e anche se vogliamo il commerciante, nel senso che lui ha cominciato facendo il commesso in Piazza Indipendenza e poi ha cominciato a proporre quei progetti, quei prodotti che Giuliano stava iniziando a fare a casa. La grande innovazione è stata la capacità di fare fra virgolette su misura del prodotto, i maglioni colorati a seconda delle richieste e quindi anche a seconda delle tendenze. Questo è stato il vero boom, cioè il saper colorare dopo la produzione dei vari maglioni e quindi questo è diciamo un po' l'universo Benetton nato come è nato. Ricordiamo che in questo momento, stando alle stime, è un universo che come dire, dà da lavorare a oltre 70.000 persone tra diretto e indotto, quindi è diciamo, un momento importante economico. Adesso ovviamente si cerca di capire quale sarà l'evoluzione perché è stato un anno orribile, come sicuramente dirà nel corso della sua omelia Don Adelino Bortoluzzi, che è diciamo così, il padre un po' spirituale della famiglia e che oggi, come ha fatto con Carlo, officerà le esequie qui in Duomo a Treviso. Un padre spirituale che ha seguito Gilberto Benetton fino all'ultimo respiro, quando sapeva che ormai non c'era più tempo, che ormai la sua strada terrena era già stata tracciata e che mancavano pochi momenti, però questi momenti li ha vissuti vivere appieno. Sappiamo che una delle ultime persone che ha incontrato nella sua, diciamo così, ultima lucidità, prima del salto, è stato il fratello Luciano. Pare ci sia stato un lungo colloquio, quasi una sorta di passaggio di consegne, perché adesso le vere consegne, il vero carico di tutta la Benetton ce l'ha nuovamente Luciano Benetton, che è, diciamo, della Benetton è un po' il creatore, il creativo, ma che adesso avrà anche l'onere, insieme ovviamente a Giuliana, a seguire, diciamo così, le altre fasi, ovvero le fasi economiche e finanziarie, che sono altrettanto importanti in un mondo globalizzato come questo. Direttore. Grazie, ovviamente è partito il corteo funebre dal Cafoncello, dall'obitorio del Cafoncello, sarà lì davanti al Duomo
a minuti. Nell'attesa dell'arrivo del feretro volevo ricordare che questo è stato un anno orribile, come tu hai già accennato, non solo per la questione del Ponte Morandi, ma perché è morto a luglio il fratello Carlo, aveva 74 anni, è morto di cancro, è stata una perdita davvero gravissima per l'azienda di Ponzano Veneto. Carlo si occupava attualmente, era presidente della società Maccarese, si occupava anche del versante agricolo dell'azienda di Ponzano, e infatti erano arrivati a luglio tantissimi messaggi di cordoglio anche dalle associazioni degli agricoltori e degli allevatori, e ovviamente avevamo visto a luglio proprio in questo stesso luogo i fratelli Benetton, Luciano, Giuliana e Gilberto, che assistevano affranti alla cerimonia funebre. Soltanto pochi mesi dopo un altro gravissimo lutto. Ti ridò la linea, Lucio. Forse riusciamo a far vedere, non so se riusciremo a far vedere il libretto funerario, dove c'è una bellissima foto di Gilberto Benetton che è davanti a una strada bianca, e la scritta è: nessuno muore se rimane vivo nei nostri cuori. Ma vedo che arriva il corteo funebre. Sì, esatto, sta arrivando il corteo funebre e in questo momento ovviamente comincia quella che è l'emozione da parte di tutti, perché fino a questo momento, come dire, erano solo parole, invece adesso è, possiamo dire, l'ultimo atto di questa straordinaria avventura della vita che è stata la vita di Gilberto Benetton. Vediamo l'auto che si sta avvicinando al Duomo, vedete le rose bianche che sono quelle che sostanzialmente caratterizzano il momento. Vediamo Don Adelino Bortoluzzi che scende dall'auto e che si appresta ad accompagnare la salma all'interno del Duomo. Don Adelino, lo ripetiamo, l'ha seguito fino all'ultimo momento e con serenità l'ha accompagnato nel nuovo passaggio, nella nuova avventura, come lo stesso Gilberto Benetton ha voluto dirgli. Io abbasso un po' la voce per una questione di rispetto e cerco un attimo di allontanarmi, mentre il nostro Nicola Marcato continuerà a seguire così tutto il passaggio forse più importante, è l'unico che noi potremo vedere almeno fino al termine della cerimonia. Vedete un attimo di raccoglimento e contemporaneamente vedete la schiera di giornalisti e di fotografi che si sono avvicinati alla bara, mentre eccoli qui i suoi ragazzi, i ragazzi dello sport, i ragazzi che hanno ormai un po' di capelli bianchi, ma che sono stati quelli che gli hanno dato tanta soddisfazione negli anni in cui Benetton, basket e la Sisley veramente ha conquistato il tetto del mondo sotto il profilo sportivo, dimostrando che lo sport ti può dare grandi soddisfazioni, e lo sport però va costruito un po' alla volta, un po' come è stata quella fabbrica che inizialmente faceva maglioni e che adesso è diventata veramente una vera e propria potenza in Europa e nel mondo. C'è ancora un attimo di raccoglimento prima dell'entrata. C'è il silenzio tutto intorno, una folla che si è adunata alle mie spalle, quindi lungo tutta la piazza. Praticamente c'è un abbraccio, stiamo tutti circondando Gilberto in questo suo ultimo viaggio, prima all'interno della celebrazione. Ricordiamo anche la sua forte fede, rafforzata poi negli ultimi anni, perché ricordiamo che purtroppo la leucemia era un male con cui conviveva da tempo. Poi ovviamente l'acutizzarsi negli ultimi mesi, e adesso invece appunto la fine. Ecco, continuiamo a vedere tutte le persone vicine e ci stiamo avvicinando anche a quelle che sono, eccoli qua, questi sono i familiari, li riconosciamo tutti, la figlia, la moglie, le nipoti, il genero, tutti che ovviamente vogliono accompagnare. Ecco qua, abbiamo Don Adelino che saluta i familiari a cui è stato veramente molto molto vicino. Don Adelino ha avuto parole molto dolci per la famiglia, ha avuto parole molto dolci per dire che
Questo è un passaggio che poi riprenderà nell'omelia, che ricorda un po' il passaggio nel bianco di Gesù Cristo, nel passaggio appunto dal mondo terreno al mondo spirituale. Riconosciamo dietro anche la sorella Giuliana, mentre appunto abbiamo tutta la famiglia di Gilberto Benetton. Abbiamo anche i cugini, in fondo abbiamo Alessandro Benetton, e poi abbiamo tutti gli amici e tutte le persone, insomma, che hanno condiviso questo viaggio terreno di Gilberto Benetton. Vediamo comunque, come dire, vediamo dei volti distesi, la capacità, la possibilità, come dire, la sapienza di poter vivere questo momento difficile. Guardate le mani della mamma, cioè della moglie e della nonna con la nipote, tutti stretti vicino, mentre i suoi ragazzi dello sport lo stanno accompagnando su per le scale. E si alza un applauso che vi faccio sentire. Credo che questa sia la più bella risposta a tutti i messaggi nei social network. Questa è la più bella risposta che Treviso, e non solo, credo tutta Italia e tutto il mondo, perché abbiamo visto volti veramente internazionali, abbia potuto dare a chi, come dire, quasi gioiva di questa scomparsa. E adesso la gente comincia ad entrare, ma molta rimarrà fuori, e noi cercheremo di sentire attraverso le persone, attraverso anche le persone più umili, chi era Gilberto Benetton, mentre vediamo appunto tutti i parenti, gli amici, chi può entrare cerca di entrare, mentre le telecamere, come dicevamo, stanno fuori. Allora, io ti ridarei un attimo la linea, direttore, giusto per potermi spostare da un'altra parte e cominciare a sentire invece il cuore della città di Treviso, o forse posso tenere la linea? Dimmi tu, perché se no io continuo imperturbabile. Sì, Lucio, adesso te la ridò subito. Ovviamente cerchiamo di sentire i cittadini ed eventualmente i personaggi che attualmente sono dentro la chiesa e che quindi non possiamo al momento avvicinare. La famiglia ha chiesto la massima riservatezza, per cui non credo che riusciremo ad entrare in chiesa durante la messa funebre celebrata, come dicevi, da Don Adelino Bortoluzzi. C'erano Giuliana, c'erano Alessandro, come hai detto, e poi appunto la nuova generazione, Barbara, che con Sabrina sono le figlie di Gilberto. Barbara dovrebbe entrare nel CDA perché la holding ha un figlio per ogni ramo dell'azienda, sono 4 rami, e ogni ramo della famiglia è rappresentato da uno dei figli, come dovrebbe entrare Franca Bordignon, che è la figlia di Giuliana, e come è entrato alla morte di Carlo Massimo, figlio appunto di Carlo Benetton. Quindi si prospetta l'avvicendamento all'interno dell'azienda, ma nel segno della continuità. Gilberto Benetton è stato la guida, è stato lo stratega, ha sempre puntato sull'internazionalizzazione, e quindi in questo modo con il management che si è occupato di Edizione Holding, in particolare Fabio Cercai e Massimo Patuano, la Benetton proseguirà ovviamente, però senza una guida, un timoniere importante come Gilberto. Ti restituisco la linea, Lucio, vediamo se possiamo raccogliere altre testimonianze. Grazie. Sì, assolutamente. Siamo qui per sentire le persone. Io comincio con una signora, buongiorno. Lei perché è venuta qui oggi? Per un atto di rispetto. Per lei chi era Gilberto Benetton? Era una persona che dal nulla è riuscito con le sue capacità a emergere. È un esempio per tutti noi, è un esempio per l'Italia? Penso di sì. Grazie. Continuiamo con le persone, andiamo con chi magari Gilberto Benetton lo conosceva da più giovane. Perché è venuto qua oggi? Ma così, per curiosità.
per curiosità. Ma per lei chi era Gilberto Benetton? Ma non fatemi queste domande perché non era per me nessuno, anche se ero molto riconoscente per quello che ha fatto, a cominciare da qua e via. Insomma, no. Ecco, volevo capire, ma la riconoscenza a un uomo del genere va fatta in questo momento per quello che ha fatto o per quello che era? Guardi, non le so, non riesco a risponderle a queste domande perché non ero a conoscenza ha capito lei? Grazie, grazie. Noi continuiamo cercando delle altre persone, vedete che insomma c'è una certa emozione perché parlare di Gilberto Benetton è parlare di un pezzo di storia di questa città. Noi del resto stiamo con Nicola, facciamo vedere questo che è stato per molti anni il Tribunale di Treviso, dove qui si sono come dire, tenute le udienze per le trame nere. Il giudice Stiz, Nicola, fai vedere quella finestra lì, era la sala del giudice Stiz, quello che è proprio indagato sulle trame nere. Poi è rimasto chiuso per molti anni e poi appunto la Benetton, i fratelli Benetton hanno detto no, non può rimanere così e loro hanno deciso di portare lo Stato Maggiore. Ma stanno facendo di più perché dietro quest'area c'è un'area dell'ex intendenza di finanza chiusa da molti anni che lo hanno deciso di recuperare proprio per come dire, ridargli nuova vita. Quindi diciamo che per certi versi ci viene in mente un nuovo rinascimento di Treviso basato quasi su un ritorno. Potremmo dire che c'è un mix tra Lorenzo De Medici per quanto riguarda Firenze e la Serenissima quando capì che non poteva più fare commerci nelle Indie e quindi cominciò a investire nel territorio veneto. Ecco, potrebbe essere che in questo 2018 l'insegnamento della famiglia Benetton e di Gilberto, che poi in realtà è lui quello che insomma gestiva le economie, potesse indicare che forse il denaro che loro hanno giustamente come dire, sono riusciti ad avere con il loro lavoro e la loro intelligenza, la loro perspicacia, venisse parte reinvestita proprio nel territorio. Vedete dietro di me il Duomo, adesso cercheremo qualche altro cittadino e poi cercheremo di avvicinarci per sentire il momento dell'omelia di Don Adelino, perché sarà un momento molto toccante. Ricordo che Don Adelino è stato ad accompagnarsi, l'ultimo proprio ad accompagnare Gilberto Benetton e subito dopo Luciano sicuramente quello con cui ha vissuto, ha condiviso gli ultimi momenti di una vita straordinaria, perché ricordiamo Gilberto Benetton rimane orfano a 14 anni, sono 4 fratelli, c'è un momento difficile, si sta uscendo dalla guerra, c'è tutto da inventarsi e proprio per questo possiamo dire che lui è un pezzo della nostra storia del nord-est, quel nord-est che ha avuto il coraggio di ripartire dopo le ferite della guerra. Pensate, queste zone qui erano tutte bombardate, il bombardamento del 7 aprile aveva sostanzialmente cancellato tutta una parte di Via Canova, in fondo dietro questo Duomo le bombe avevano fatto saltare quasi completamente il Palazzo dei 300, c'è stata la volontà dei trevigiani a mantenerlo perché secondo i tedeschi doveva essere abbattuto completamente cancellando alla chiesa per cortesia dove ci sono altre persone e raccogli altre testimonianze per cortesia, perché vogliamo sentire, è chiaro che c'è molta emozione, non tutti se la sentono di ricordare una figura così importante come Gilberto Benetton, tanti sono cittadini, però mentre le autorità sono tutte in chiesa, ci sono Luca Zaia, c'è il presidente di Confindustria Veneto Matteo Zoppas, c'è Enrico Marchi, ci sono assessori, sindaci, insomma le autorità civili e anche militari e religiose, insomma sono tutte in chiesa. Cerchiamo di avere qualche testimonianza dei cittadini sulla figura e sul ruolo di Gilberto Benetton. Appena vuoi riprendi la linea. Ecco, vediamo se nel frattempo riusciamo a far vedere da fuori un po' della cerimonia, però partirei da questa immagine che, scusa Nicola, vuoi partire da questa immagine che è l'immagine che viene presentata all'esterno, mentre adesso facciamo vedere proprio all'interno che si sta svolgendo la cerimonia. Guardate il Duomo gremito fino all'inverosimile. Adesso cerco di avvicinarmi a qualche cittadino qui all'esterno per sentire cosa ecco. Nicola, grazie, vieni con me. Posso disturbarvi? Per voi chi era Gilberto Benetton?
Gilberto è stato un uomo che ha dato tanto per Treviso, soprattutto a livello di sport. Mi ricordo i bei momenti passati con la Benetton Basket, sono stati dei momenti bellissimi che tutti i trevigiani ricorderanno con piacere. Poi voglio ricordare anche la Ghirada, che è stata una cosa anche per i bambini che vanno a giocare. Ho mandato anche i miei figli e penso che quasi tutti i trevigiani abbiano frequentato quell'ambiente, un ambiente di sport, un ambiente sano, un ambiente che fa piacere ci sia in una città come Treviso, e quindi tanto di... Sotto il profilo economico, lei ha famiglia, un lavoro, eccetera. Secondo lei quanto ha contribuito la Benetton a risollevare un po' anche l'economia, a dare un'indicazione a questo nostro nord-est? Cioè, Benetton è conosciuto in tutto il mondo, quindi sicuramente ha fatto delle cose che non sono riusciti a fare tanti, quindi è stata una persona che a livello imprenditoriale è riuscito ad affermarsi in tutto il mondo, quindi ha avuto anche degli ottimi risultati. Lei ha seguito anche poi le altre vicende e soprattutto in questi ultimi giorni quello che è successo sui social network quando si è diffusa la notizia della scomparsa. Come giudica quello che è successo? Lì ci sono le autorità competenti che devono indagare, devono giudicare su quello. Io non posso sicuramente giudicare, non ho Però comunque voglio dire dei commenti sgradevoli come quelli che sono arrivati anche alla famiglia. Cioè io, come ho detto precedentemente, io voglio ricordare Gilberto e la famiglia Benetton per quello che ha dato a Treviso a livello di sport e a livello di strutture che è riuscito a dare per la città di Treviso. Grazie. Volevo sentire anche una voce femminile. Per lei chi era Gilberto Benetton? Gilberto Benetton è una figura importante sicuramente per la città di Treviso, una delle pietre che hanno dato lustro allo sport, che hanno fatto conoscere Treviso in tutto il mondo per l'imprenditoria e per lo sport, per quello che ha portato avanti. Io personalmente seguivo la pallavolo e quindi anche quell'ottimo periodo che ha avuto con la pallavolo ha dato importanza a questo. Ecco, è stato un investimento imprenditoriale o era un insegnamento per i giovani, considerato anche quello che poi ha fatto con la Ghirada? Io l'ho visto come un insegnamento per i giovani, ha dato l'opportunità, creando strutture, di avvicinare molti ragazzi allo sport, ha fatto conoscere sport meno blasonati rispetto al calcio, come appunto la pallavolo e il rugby, che grazie a loro hanno avuto un gran riscontro e un gran seguito poi in tutta Italia. Secondo lei come dovrebbe essere ricordato, come dovrebbe ricordare Treviso Gilberto Benetton? Come dovrebbe ricordarlo, già con la presenza numerosa della gente di oggi penso che si sia stretta tutta la città e dare calore alla famiglia intera, e già questo è un gran ricordo. Una via, una piazza oppure forse dedicare la Ghirada? Gli piacerebbe? Ma penso che siano decisioni che verranno prese poi da altri organi queste. Grazie. Direttore. Grazie Lucio, grazie. Continuo a sentire altre testimonianze di chi l'ha conosciuto e di chi lo conosceva anche solo attraverso i media. Io vorrei ricordare che Gilberto Benetton era la mente finanziaria del gruppo di Ponzano Veneto, soprattutto era riuscito a tessere delle relazioni internazionali straordinarie, è riuscito in pochi anni ad avere partecipazioni finanziarie in aziende del calibro di Mediobanca, delle Generali. Con Atlantia stava per concludere un accordo che è ancora in essere, questa trattativa con la spagnola Abertis, proprio per ingrandire anche il settore delle infrastrutture. Certamente la tragedia di Genova non ha giovato a quella che era una delle sue idee portanti, quello di estendere proprio la parte delle infrastrutture, con anche il successo che ha ottenuto con l'acquisizione di Autogrill. Pensate a questa famiglia che era di Santabona, era una famiglia modesta, e i fratelli Benetton rimasero orfani del padre Leone giovanissimi, e come ricordava Lucio Zanato, fu Giuliana a
così produrre le prime maglie, i primi maglioni e Gilberto Benetton andava di porta in porta a vendere. Pensate come è simile questa storia a tante altre storie dei self-made men del Veneto che sono cresciuti magari e sono partiti dal nulla e hanno creato degli imperi. Questo era ed è l'impero sicuramente più grande, con 70.000 addetti e con un valore di 100 miliardi, insomma, quindi un colosso della finanza che si è poi ramificato in tanti settori. Ricordava Lucio Zanatto la vicenda Telecom, che non era stata fortunata. Questo viene ricordato spesso, l'atteggiamento di Gilberto nei confronti del management e di chi si era occupato di questa operazione non riuscitissima, che era stato molto indulgente, insomma non aveva gettato la croce addosso a qualcuno, si assumeva le responsabilità e anche per questo in azienda è ricordato come un uomo leale e anche molto misurato ed equilibrato. Quindi la perdita per il Nord-Est è quella di un imprenditore che il Nord-Est ha contribuito a fare molto grande, a far conoscere ed apprezzare anche all'estero. C'è un'attività della Benetton anche in Argentina, dove sono state acquistate molte terre, c'erano state polemiche con gli indigeni, poi si era appurato che tutto quello che era stata la trattativa per l'acquisto di queste terre era avvenuto in maniera del tutto lecita. Allora ti restituisco la linea, Lucio, grazie. Sì, grazie, sono qui perché continuano ad arrivare i fiori ed è una cosa molto importante. Perché ha voluto portare questi fiori? Secondo me è un gesto d'affetto. Lei è molto giovane, ha conosciuto Gilberto? Sì, era una persona spettacolare. Per una persona giovane come lei, che insegnamento lascia una persona come Gilberto Benetton, come il signor Gilberto? C'è molta emozione, eh? Sì. Beh, ha dimostrato che si può partire da nulla e arrivare in alto. Tanto. Cosa che magari per molti giovani in questo momento è la stessa cosa, che perché con una difficoltà a trovare lavoro e trovare soprattutto uno sfogo. Sì. Perché ha scelto rosso e bianco? Glielo dico io, perché rosso e bianco sono i due colori che hanno deciso proprio di portare avanti nelle rose in quest'ultimo saluto che dicevamo prima. Grazie, vedete quanta emozione c'è. E volevo far vedere le rose bianche e poi volevo far vedere da dove arrivano Consultine Group, però l'altra parte importante, l'altra diciamo corona di fiori importante è Albertis, cioè diciamo così uno dei colossi del gruppo Benetton, quella che, come dicevi tu direttore, in questo momento sta portando avanti insomma un grande passaggio che riguarda appunto le autostrade per quanto riguarda diciamo così infrastrutture di tipo europeo. Io volevo continuare, se mi dai la linea, se posso tenere la linea, perché qui abbiamo un altro grande imprenditore, abbiamo Giuseppe De Longhi. Siamo in diretta su Antena 3. Non sono foscoliano, uomini così non dovrebbero morire, lo dico da imprenditore. Ecco, senta, avete cominciato insieme, solo lei ci può raccontare, niente, è l'emozione molto forte, grazie. Abbiamo invece un altro imprenditore che con Gilberto Benetton ha lavorato tantissimo, Giorgio Palesa, i computer li ha portati lei alla Benetton. Sì, li ho portati io, però questo non c'è. Quindi la tecnologia. No, io voglio dire una cosa solo. Io il ricordo più bello che ho di Gilberto, nel 66-67, quando sono arrivato a Treviso, eravamo due ragazzini, siamo dello stesso anno, e mangiavamo insieme il baccalà in via Inferiore. Un ristorantino c'è ancora. Io ero in via Bailo, lui era lì col Treasury. E mi è rimasto sempre impresso il suo grande entusiasmo per il lavoro. Era un ragazzino di 24-25 anni. Lei quanti ne aveva? Uguale, siamo lo stesso anno. Ecco, per il Nord-Est che cosa viene a mancare sotto il profilo imprenditoriale? Qualcuno ha detto che manca Olivetti. Per me era meglio di Olivetti, perché Olivetti poi si è fatto fottere dagli americani con i computer, non si è adeguato.
Ho saputo, con la sua grande capacità e la sua grande, non mi vengono le parole. Senta, però Una persona dolce, semplice, sembravi più povero di tutti noi. grazie. Direttore, vedete quanta emozione c'è nelle persone che hanno condiviso il percorso personale, imprenditoriale, sportivo. Qui si sente proprio la vibrazione delle persone che con grande difficoltà a volte riescono ad esprimersi. Abbiamo visto Giuseppe De Longhi, insomma un altro dei nomi dell'imprenditoria trevigiana e veneta. Ci stiamo avvicinando nel frattempo, lo sentiamo, al momento dell'omelia. Siamo al momento del Vangelo, adesso vediamo se con Nicola riusciamo a dare un'infilata ancora una volta della Chiesa. Intanto io sto cercando qualche altra voce da sentire, però cerchiamo un po' di avvicinarci compatibilmente con, diciamo così, il servizio d'ordine. Guardate quanta gente c'è, quanto è gremita, diciamo così, la Chiesa. C'è Tiziano grazie Marson, Nicola, magari se riesci a semplicissimo, sentirlo, giornalista del gruppo Certo, Repubblica, che certo. conosceva, che ha seguito molto da vicino la famiglia Benetton nelle sue cronache. Se lo vuoi, guarda, proprio era lì sull'ingresso, se riesci ad intervistarlo. L'ho visto, un attimo solo che sono un po' incastrato con Non ti preoccupare, non ti preoccupare. Siamo in diretta su Antena 3? Siamo in diretta. Sono con Tiziano Marson. Scusa direttore se ci sormontiamo, ma è il bello della diretta. Siamo con Tiziano Marson, ci spostiamo un po' indietro. Tiziano Marson, per i giornalisti chi era Gilberto Benetton? Un personaggio che ha fatto la storia di Treviso. Non era un interlocutore diretto perché ovviamente c'erano difficoltà. Diciamo sono stati due momenti: c'è stato un momento della Treviso degli anni '80, la Treviso favolosa, no, del grande sport, e allora Gilberto Benetton era l'uomo per noi, anche con una facilità, come dire, di approccio naturalmente diverso. Veniva in redazione, veniva al giornale, partecipava alle nostre iniziative. Poi c'è stata una seconda fase in cui ha assunto un ruolo strategico, determinante nella seconda parte dello sviluppo dell'azienda, e quindi Gilberto Benetton è diventato via via un personaggio, come dire, molto più inaccessibile, in ogni caso un punto di riferimento per l'informazione trevigiana, e più, come dire, l'azienda cresceva, più diventava, come dire, un punto centrale della nostra informazione. Tiziano, ti metto la cuffietta così puoi interloquire con il nostro direttore Luigi Bacciali. Direttore, se vuoi parlare, Marson ti sta a sentire. Sì, grazie. Buongiorno a Tiziano Marson, grazie per essere con noi. Io vorrei chiederti qualcosa sul fatto che all'interno della Chiesa c'è il governatore Luca Zaia, ci sono molti sindaci, ovviamente Mario Conte, sindaco di Treviso, c'è l'ex sindaco Manildo, manca la politica nazionale. Volevo una tua opinione su questo, perché non ci sono rappresentanti del governo o della politica nazionale? Come sai, si è capovolta la narrazione sulla famiglia Benetton in seguito alla vicenda di Genova. Il nome Benetton oggi rappresenta la tragedia di Genova e automaticamente le responsabilità che vengono addossate sulla mancata manutenzione del ponte. Certo, noi sappiamo che poi le responsabilità andranno individuate, sarà un lavoro che deve fare la magistratura. È un capovolgimento della narrazione rispetto a un nome e una famiglia che, insomma, diciamo, godeva di una certa simpatia mediatica e abbastanza generale, per la sua storia, per quello che ha fatto, per certe posizioni anche sociali. Oggi un certo mondo si è rovesciato rispetto a questo. Insomma, il ponte di Genova, ricordiamo che prima c'erano state le campagne quest'estate sui migranti, erano le campagne sociali firmate da toscani, sicuramente con l'avallo di Luciano Benetton, quindi con la famiglia, e collocate esattamente all'interno delle questioni di Ciotti assumevano, come dire, un atteggiamento di contrapposizione politica rispetto al governo. È chiaro che adesso tutto si rovescia contro, è profondamente ingiusto dal mio punto di vista, ma la politica è spietata da questo punto di vista. Ecco, hai fatto un'analisi che condivido, è spietata
e anche abbastanza cinica nei rapporti con gli imprenditori, perché i politici si presentano quando hanno bisogno della politica, applaudono, sono sempre molto molto disponibili, dopodiché quando hanno bisogno di consenso sono vicini agli imprenditori, quando invece si tratta di rendere omaggio a un grande imprenditore, parlo della politica nazionale in particolare, si defilano, forse anche per un imbarazzo incomprensibile, perché l'inchiesta sul Ponte di Genova è ancora in corso e prima di sputare delle sentenze e di dare delle responsabilità bisognerebbe aspettare. Invece qui si è parlato di togliere la concessione ad Autostrade subito dopo il crollo, senza neanche sapere quali potevano essere state le cause. Ricordo per esempio che due architetti veneti, cioè Enzo Siviero, che è un docente dell'Università di Padova, soprannominato Bridgeman, e anche Vito Segantini, un altro architetto molto noto, sostengono la tesi dell'attentato. Ovviamente l'inchiesta è in corso, può darsi che sia una tesi assolutamente non credibile, però insomma l'inchiesta deve ancora finire. Grazie Tiziano, grazie molte e a presto, perché so che sei stato anche sulle nostre reti. Sì. Grazie direttore, intanto la battuta che volevo, ovviamente da giornalista, che titolo ci dà questo momento, questo funerale? Beh, rispetto anche a quello che si vede, questo Duomo Ghermito, credo uno dei più imponenti funerali di Treviso, come dire l'addio a un grande trevigiano. Grazie Tiziano Massone, quindi abbiamo il titolo probabilmente del giornale di domani a tutta pagina. Direttore, a te. Allora, intanto io direi, vediamo così il ricordo dei due sindaci che ho citato prima, l'attuale sindaco Mario Conte e l'ex sindaco Giovanni Manildo in questo breve video. Vediamo. Il vuoto che lascerà Gilberto sarà difficilmente colmabile, ma sono convinto che grazie ai suoi grandi valori di padre che è riuscito a trasmettere ai propri figli la grande passione, il grande amore per la città, e sapranno portarlo avanti. È una persona che ho stimato e ammirato veramente molto, e penso che Treviso debba essere fiera ed orgogliosa e grata per tutto il lavoro che Gilberto Benetton ha fatto. E questi erano Mario Conte e Giovanni Manildo. Ci si aspettava forse più gente davanti al sagrato, però tenete conto che la città è stata blindata dalle 8:45 di stamattina, quindi si era reso molto difficile l'accesso al centro di Treviso, e tra l'altro in una giornata in cui c'è lo sciopero generale del trasporto pubblico, anche questo quindi ha complicato la situazione. Però ci sono molti personaggi all'interno della Chiesa, vi dicevo, c'è anche Enrico Marchi, che è presidente della Save, che con Benetton aveva avuto dei rapporti proprio nella gestione di varie aziende, anche molti anni fa con la Finint, e poi ha duellato con Benetton, perché ricordiamo che il gruppo Benetton a un certo punto si è diretto molto verso le infrastrutture e i servizi, e quindi grandi stazioni, e quindi anche la questione degli aeroporti di Roma, no? Anche lì Benetton, la mente è sempre stata quella di Gilberto, è entrato e ha ovviamente risollevato situazioni che erano dal punto di vista economico e finanziario disastrose. Allora abbiamo in linea, e lo ringrazio, l'economista Eugenio Benettazzo. Buongiorno Benettazzo. Eccomi qui, saluto tutti i telespettatori. Grazie Eugenio. Senti, tu sei un giornalista, uno scrittore, sei sempre molto presente, molto attento, hai previsto prima di altri fasi recessive, la crisi. Come giudichi, diciamo, il gruppo Benetton, la figura di Gilberto innanzitutto, e secondo te quali saranno, diciamo, le prospettive a questo punto con le nuove generazioni che prenderanno ovviamente il comando, e tra questi giovani della famiglia Benetton ovviamente si guarda molto ad Alessandro Benetton, che è al capo di 21 investimenti, che ha una grande esperienza e che quindi potrebbe essere il successore ideale secondo molti. Come la pensi, Eugenio?
l'azienda è trasformatasi da familiare a quasi holding di investimento attraverso il controllo di partecipazioni strategiche, è il tipico esempio di capitalismo familiare che italiano che è riuscito a riposizionarsi sul mercato e soprattutto a strutturare il proprio business model. In questo momento le aspettative per quanto concerne il futuro del gruppo sono, come ben noto, legate anche alla vicenda in termini di impatto finanziario che potrebbe avere a seguito del crollo del ponte Morandi, per cui la famiglia ha una partecipazione considerevoli nel gruppo Autostrade. Il brand è conosciuto in tutto il mondo ancora per essere molto legato al fashion e all'abbigliamento, in particolar modo questo legato a investimenti di marketing e pubblicitari e che sono stati mirati proprio con l'ottica di far conoscere il brand veneto in tutto il mondo. Ricordiamoci anche quasi 30 anni fa, quando vi era una famosa scuderia di Formula 1, la Benetton Ford, che correva e in taluni casi anche consentito il lancio di famosi e noti piloti che oggi... Tra l'altro Eugenio c'era alla guida della Benetton in Formula 1 per vari anni, c'è stato Flavio Briatore che tra le altre cose ha detto: Gilberto era prostrato dalla vicenda del ponte di Genova e le sue condizioni sono peggiorate proprio per questo trauma, no? Questo ha detto Flavio Briatore, che probabilmente dovrebbe essere in chiesa insieme ai partecipanti alla messa funebre. In ambito di analisi di scenario, l'impatto che potrebbe generare la vicenda sotto forma di responsabilità che colpiranno Autostrade e quindi indirettamente poi anche il valore di patrimonio che avrà la holding qualora il gruppo Autostrade dovesse subire una considerevole ridimensionamento, è sempre legato a quelli che sono poi gli sviluppi ipotetici e futuri del brand, anche in considerazione di quelli che sono i cambiamenti strutturali dell'economia, non solo italiana ma anche di tutte le economie avanzate, in quanto il business dell'abbigliamento sta cambiando radicalmente, anche sia come modo di produrre ma anche sotto forma di visibilità, utilizzando ad esempio quelli che sono oggi le figure degli influencer o le campagne di marketing non più legate esclusivamente ai media tradizionali tipo giornali, riviste, televisioni. E in tal senso, pertanto, come tutte le grandi famiglie italiane che hanno costruito imperi di capitale attraverso un originario percorso di crescita di un'attività industriale, dovranno poi scontrarsi con quelle che saranno i cambiamenti ovviamente obbligatori che devono essere implementati, anche perché ormai l'azienda è più considerata appunto come una holding di partecipazioni strategiche che solo legata a quelli che sono il mondo dell'abbigliamento e così via. Ecco, a proposito di abbigliamento, Eugenio, per farle capire, direttore, recenti a grandi aziende quotate e conosciute in ambito mondiale, hanno proprio legate all'abbigliamento sia sportivo che fashion, hanno dovuto far scontrarsi con quelle che sono poi dinamiche legate all'emersione di oggi di competitor che vanno a
modificare sensibilmente i canali distributivi dell'azienda, mi riferisco ad esempio a Amazon e così via discorrendo. Esatto, Zara ed altri concorrenti molto forti. Proprio sull'abbigliamento, volevo sentire la tua opinione sul il fratello più anziano, Luciano Benetton, che a 82 anni ha detto: io torno alla guida di Benetton Group perché entro nei miei negozi e non vedo più quei colori e quelle vetrine che ero abituato a vedere. No? Il fatto che così un vecchio leone dell'imprenditoria riprende le redini mentre avanza poi la nuova generazione, come la vedi? Effettivamente questi sono outlook di cambiamento che vengono studiati sulle più grandi università economiche e dipartimenti di economia che prendono in considerazione appunto come quel tipo di modello su cui ha fatto tanto leva e forza anche per la struttura della distribuzione, che erano i cosiddetti negozi monomarca, non è detto che possano rappresentare ancora un modello di business vincente con le dinamiche attuali di vendita. Il negozio monomarca, monobrand, ha successo solo nel momento in cui effettivamente il consumatore riconosce al brand un peso, una visibilità e un prestigio decisamente significativo, per cui accetta di andare a comprare, anche per ragioni poi di esclusività della distribuzione, il prodotto solo ed esclusivamente su quel punto vendita che pertanto non ha rivali in tal senso, mentre quando si tratta di prodotti cui il valore aggiunto è oggettivamente legato solo all'immagine o al percepimento di un'immagine da parte di un consumatore per un bene di consumo, quale può essere in questo caso qua un capo di abbigliamento, seppur anche la moda, lì si aprono grandi prospettive. Va bene, sì. Eugenio Benetazzo, grazie molte, grazie davvero per la tua partecipazione a questa trasmissione. Dobbiamo tornare da Lucio Zanato adesso perché siamo davanti al Duomo di Treviso, dove Monsignor Adelino Bortoluzzi sta officiando la messa funebre. La chiesa è molto gremita, ci sono nei primi banchi ovviamente tutti i familiari, i figli, i nipoti, la moglie di Gilberto, Maria Laura, le figlie Barbara e Sabrina, Alessandro Benetton, insomma tutta quella parte della famiglia che peraltro appunto adesso dovrà occuparsi più direttamente della gestione di questo colosso. Ovviamente c'è il management esterno da anni, il presidente Fabio Cerchiai, e poi c'è Mario Patuano, e per quanto riguarda Atlanti Autostrade c'è Giovanni Castellucci, e l'azienda insomma si trova in un momento molto delicato e si prevede che ci saranno eventuali cambiamenti nell'assetto dell'azienda al prossimo consiglio di amministrazione che è previsto per la primavera. Io ero tra l'altro al Gazzettino, ho avuto modo di conoscere quando ero direttore Gilberto Benetton, era tra gli azionisti, era il maggiore azionista, era una persona davvero di grande semplicità, di grande educazione e rispetto dei ruoli, e lo ricordo veramente come un gran signore, e questo lo stanno dicendo, lo stanno ricordando un po' tutti. Vediamo, vedo Don Adelino, diamo la linea a Lucio Zanato. E vedi le nipoti di Gilberto Benetton che hanno, diciamo, siamo arrivati dopo l'omelia di Don Adelino, direttore, e mentre Nicola vi fa vedere questo Duomo gremito come non mai, il passaggio che vorrei farti commentare durante l'omelia è una delle ultime frasi che Gilberto Benetton ha detto proprio a Don Adelino. Subito dopo essersi comunicato con molta serenità mi ha confidato: non ho paura del futuro, qualunque cosa mi capiti. Quindi l'ottimismo nel sapere che di là comunque c'era qualcosa, l'ottimismo nel affrontare una nuova avventura dopo quella meravigliosa terrena che è stata l'avventura della Benetton, direttore.
Sì, certo, era un uomo che aveva un grande coraggio, no? Di solito degli imprenditori si trascura la forza, la determinazione, anche l'abitudine, a volte diventa poi un'abitudine, si fa assuefazione a rischio di impresa. Il rischio di impresa vuol dire che ogni imprenditore, piccolo, medio e grande, ogni giorno rischia un po' di precipitare, di finire, diciamo, in situazioni molto difficili, e quindi in un paese peraltro dove per le imprese si è fatto sempre poco e si fa ancora pochissimo, con una tassazione spaventosa. Quindi serve anche coraggio, spregiudicatezza, perché altrimenti le imprese non crescono così come i funghi. Bisogna affidarsi a questi uomini, lasciarli lavorare, e quando le persone hanno delle capacità come quella dei fratelli Benetton, che sono partiti dal nulla, allora le imprese si creano, e le imprese dovrebbero essere sostenute, dovrebbero essere favorite, perché i posti di lavoro nascono così, dalle imprese, non dai redditi di cittadinanza, tanto per fare riferimento a una misura che aiuta una parte della popolazione sicuramente in difficoltà, ma che non crea lavoro e che crea solo assistenzialismo e che crea solo inattività. Per cui, voglio dire, il contrario di questo era un'impresa come quella della Benetton, sia pure molto sensibile ai problemi che sono stati anche nel marketing e nella pubblicità rappresentati. Allora, Lucio, non so se hai altre testimonianze, se hai altre notizie. Certo, riprendo la linea, perché così molto velocemente vado dalle persone che sono fuori. In una battuta, per lei chi era Gilberto Benetton? Una grande persona, un imprenditore grandissimo, e che ha dato tanto anche alla città, specialmente sullo sport, dal basket alla pallavolo. Io ho ricordi di 30 anni ormai di basket e di lui, una grande persona. Gli occhiali sono verdi Benetton? Sì. In onore suo. Però adesso vorrei andare da un ristoratore. Venga qua. Allora, abbiamo un ristoratore, uno dei ristoratori della Treviso importante. Com'era Gilberto Benetton? Io lo conoscevo poco, di la verità, è venuto poche volte a mangiare da me, però con la Benetton io ho lavorato una vita e tuttora lavoro tantissimo, perciò sì, posso solo parlare bene di loro. Cos'è che gli piaceva? I Benetton sono stati benefattori per la città, hanno costruito molto per la città, hanno fatto tantissimo. Perciò... Ma, diciamo in termini di piatti, cosa gli piaceva a Gilberto Benetton? No, l'ultima volta non mi ricordo neanche cosa ha mangiato, è stato qualche mese fa, insomma, ma non so, non mi ricordo. C'è un'emozione anche da parte dei ristoratori. Adesso sto cercando di vedere se riesco a intercettare, se riesco a intercettare qualche altra voce. Abbiamo Beppe Gioia, che notoriamente nel mondo dello sport, dei motori, volto Rai nazionale. Beppe Gioia, Gilberto Benetton dal punto di vista, diciamo, sportivo? È stato fondamentale, una figura fondamentale, di vero sportivo, di grande sponsor e di grande uomo complessivamente. E abbiamo vissuto degli anni, soprattutto una ventina di anni fa, di vera grandezza, e quindi non potevo mancare in questa occasione. Abbiamo in diretta il direttore in studio Luigi Bacciali, se vuoi metterti la cuffia, così. Direttore, se vuoi fare qualche domanda a Beppe Gioia, che è notoriamente mondo dei motori, quindi l'avventura della Benetton in Formula 1. Buongiorno sì, Luigi. Ciao Beppe. Sì, io so che sei un appassionato di motori, ma volevo farti una domanda un po' anche sull'informazione, no? Cioè, l'informazione, poi sentiremo Giuseppe Turani, che si è occupato per molti anni, è stato ad Affari e Finanza, si è occupato per esempio moltissimo dei Ferruzzi, di Raul Gardini in particolare. Cioè l'informazione rispetto a queste grandi imprese, che contributo ha dato e che come le ha seguite in questi ultimi anni. Siamo passati dal mitico Nord-Est alla catastrofe delle banche popolari, no? Quindi è cambiato tutto, in pochi anni anche grandi aziende hanno cominciato a soffrire, le banche sono saltate, adesso c'è l'attacco alle banche di credito cooperativo. Come segue l'informazione questa trasformazione? Lo fa in maniera adeguata, puntuale secondo te? Ma
certamente forse era più facile, forse più bello farlo qualche anno fa, perché le aziende venivano identificate, che si interessavano di sport, che erano i grandi sponsor, lavoravano bene in questo mondo, hanno fatto l'esempio di Treviso, è un esempio per tutto il mondo dello sport. Da una piccola città, da una città di provincia è venuto fuori scudetti e addirittura avventure in Formula 1, cose che adesso sembrano impossibili. Qualcosa è cambiato, perché poi comunque le aziende non sono più riuscite a contenere e ad affrontare i costi di uno sport che diventa sempre più difficile, sempre più impegnativo, e quindi pian piano questo interesse, questa grande capacità di investimenti è scemata fino a finire quasi del tutto. Grazie, Beppe. Insomma, è stata una storia per certi versi esaltante, soprattutto negli anni del boom. Poi, quando le banche hanno incominciato a chiudere i rubinetti, insomma, anche per i grandi la situazione è cambiata. Grazie molte a Beppe Gioia, che è stato per tanti anni caporedattore della RAI. Grazie tante. Allora Lucio, volevo leggere alcune frasi di Don Adelino durante l'omelia. Ha detto: Don Adelino ha amato la vita riservata, la sua provincia, la sua città, Treviso, Gilberto Benetton, ha cercato Dio, ha vissuto il ruolo di marito e di padre come quello più profondo del suo essere, ha amato lo sport proponendolo come percorso educativo, sfuggendo alla logica del vincere a tutti i costi, e difatti la Ghirada è diventata, ha detto Don Adelino, una vera e propria istituzione educativa. Nell'omelia poi si è rivolto Don Adelino Bortoluzzi alla famiglia di Gilberto Benetton, raccontandone l'umanità, il coraggio e la continua ricerca di normalità, la generosità e la fede nei valori. Ancora tantissime persone all'interno della Chiesa. Oltre ai familiari sono arrivati tra gli altri Maurizio Gherardini, Lorenzo Bernardi, Samuele Papi e anche Francesco Gaetano Caltagirone, e i dirigenti ovviamente di Edizione Holding che abbiamo citato prima, tante persone che lavorano alla Benetton. Ovviamente oggi la Benetton era praticamente chiusa, fabbrica è stata chiusa per le esequie, anche a Villa Minelli non c'è nessuno, e anche nei negozi di Treviso e di Cortina sono state abbassate le serrande, proprio per rendere omaggio al leader, a uno dei principali leader del gruppo, insieme ovviamente ai suoi fratelli. Lucio, a te di nuovo la linea, credo che adesso tra poco la cerimonia dovrebbe volgere al termine. Sì. Siamo più o meno all'altezza dell'elevazione, quindi tra un po' ci sarà la comunione e poi ci saranno le lettere. Ci sono 3 lettere che verranno lette, una da Vazzoler e 2 dai familiari, credo, per cui cercheremo di seguirle insieme. Però io voglio portarvi con una persona forse meno conosciuta, ma una persona che ha traghettato la Liberty Basket Treviso in Benetton Treviso. Buongiorno. Allora, diciamo chi è per chi non la conosce. Mi chiamo Gian Maria Conte e sono un ex allenatore, uno che ha contribuito a far grande la pallacanestro a Treviso. Ecco, quando sono arrivati i Benetton e siamo passati dalla Liberty alla Benetton? Nell'81, quando siamo andati nel 1981, se mi sembra, è cambiato un po' tutto. Prima eravamo a livello... Quando è venuto Gilberto Benetton vi ha detto ci sono qua io? È stato l'orgoglio di Treviso, perché tutti quanti speravamo che ci fosse. Si diceva siamo passati dall'intimo per le donne ai maglioni. Vabbè, sì, queste qua sono cose che facevano ridere un po'. Però un grande. Però è sempre stato un grande, e mi ricordo le battaglie che facevamo quando a 20 anni giocavamo a basket. Lui con il Sacro Cuore, Piero Auriello, i fratelli Saccardo, eccetera, e noi dell'Esperia. Erano battaglie enormi e noi speravamo sempre che, siccome lui lavorava, non venisse alla partita, perché ci prendeva tutti i rimbalzi e noi eravamo piccoli, lui era più alto. Cosa gli ha, secondo lei, insegnato lo sport a Gilberto Benetton? Ma lui
ha avuto, come si chiama, io credo che fosse già una persona correttissima, una persona speciale. Quindi lo sport gli ha insegnato la correttezza? No, gli ha insegnato qualcosa d'altro, molto probabilmente con l'esperienza che ha fatto, gli ha insegnato a poter subire anche determinate sconfitte dove proprio non le meritava. Grazie, grazie Gianmaria Conte, voi forse non lo sapete ma con lui noi abbiamo fatto le prime riprese della Liberty che poi è diventata Benetton, ancora quando era il palazzetto delle piscine, quindi diciamo che un po' di anni ce li abbiamo anche noi, continuiamo a vedere volti che molti anni fa vedevamo con i capelli neri diventati un po' con i capelli grigi, allora approfitto di qualche capello grigio, chiedo scusa, volevo una sua testimonianza su Gilberto Benetton. Io ho dipeso da lui. Com'era come Paron? Attento. Come padrone per un periodo si sentiva poco, anche i collaboratori lo vedevano poco, parlava poco, uomo di grande sintesi, grosse capacità di sintesi. Però quando veniva e diceva... rispetto a tutto, più che venire lui andavamo noi da lui, perché lui era in questo ufficio ed era molto analitico. Era una persona fantastica, come diceva oggi il sacerdote Don Adelino. Senta, secondo lei quanto ha subito con la storia del Ponte Morandi? Ma io non penso che abbia subito granché rispondendo al suo pensiero. Lui era molto concreto perché non è stato responsabile di nulla. Quindi lui non gestiva. Lui non ha mai gestito, hanno sempre gestito i manager e quindi sotto il profilo delle responsabilità, conoscendolo, essendo molto concreto, essendo abituato a valutare cose di grandi dimensioni, non penso che abbia subito molto sul piano del suo giudizio personale, invece per quanto è stato poi ritenuto dai mass media, da tutto, penso che abbia sofferto molto e quindi possa aver dato un contributo a una condizione che era già difficile. Grazie. Continuiamo, se mi dai lo spazio direttore, io continuerei a cercare altre voci, altre persone, perché però vorrei scendere, perché qui abbiamo le persone più vicine e quindi sto cercando di vedere se riesco a scendere dall'altra parte della piazza, perché vedete, nonostante la cerimonia si stia concludendo, la gente è rimasta qua, è rimasta dall'altra parte della strada, quasi come un segno di rispetto, di deferenza per il signor Gilberto. Ed è molto bello questo, ripeto, è un segno di un affetto che questa città ha continuato e continua a dare al signor Gilberto Benetton, che come dire, ha contribuito da sempre nell'abbellire, nel mantenere, nel far crescere insomma, questa realtà. Voglio andare da una persona che ha qualche anno. Senta, Gilberto Benetton, per lei chi era? Oddio, è un grande imprenditore. E per Treviso? Per Treviso ha dato lavoro a diverse persone. Lei diciamo, è diversamente giovane per ricordare gli anni del dopoguerra. Partire da orfano con 4 fratelli a Santabona era molto più difficile in quegli anni. Sì. Io mi ricordo, loro avevano c'era una custodia biciclette, noleggiavano biciclette all'inizio col papà. Dopo il papà ha comprato un camion, è andato a lavorare in Africa, tutta una storia lunghissima. Però una storia che ci ha insegnato e ha insegnato e insegnerà alle nuove generazioni. Oddio, sono i tempi che sono cambiati adesso, non è come prima, insomma. Prima mancava tutto. Adesso non manca niente, vivono di rendita questi giovani, non possono avere la volontà. E il dopo Benetton allora secondo lei come sarà, visto che lei fa questo ragionamento? Dopo Benetton non lo so. Grazie, questo è un vero e proprio dubbio. Adesso direttore ti cedo un attimo la linea per pronto a riprenderlo tra qualche istante. Grazie Lucio, grazie
Grazie molte a Lucio Zannato che sta effettuando questa diretta con Nicola Marcato, in regia questa mattina Fabrizio Bazzoni, Roberto Durigon, tutti i nostri giornalisti, per darvi conto dei funerali di un grande imprenditore scomparso a 77 anni per leucemia lunedì scorso nella sua abitazione a Treviso. Era stato ricoverato per una polmonite, le sue condizioni poi si erano aggravate e la famiglia ha deciso poi di trasferirlo a casa, dove è stato assistito dalla moglie, dalle figlie e dal cognato. Enrico Boffa, che è uno dei candidati così ad entrare nelle posizioni preminenti di Edizioni Holding, adesso perlomeno così si sta dicendo sui giornali. Io direi, visto che si è indugiato molto sul fatto che Gilberto Benetton fosse davvero uno sportivo, ma proprio aveva una grande passione, e lo ricordiamo alla Benetton Basket, insomma, con i successi, le gioie, anche le sconfitte, no? Come tutti i proprietari delle squadre, come tutti gli allenatori. Vediamo un'intervista a Maurizio Gherardini, che è stato l'ex general manager della Benetton Basket, che abbiamo raggiunto via WhatsApp in Turchia. Vediamo. Credo che il tempo per descrivere la persona non basta, non è sufficiente. Credo sia stato un grande personaggio, una persona molto sensibile, una persona che ha voluto molto bene, credo, alla sua città, che ha voluto molto bene allo sport, che nello sport credo abbia trovato anche una sua, chiamiamola, dimensione sportiva. L'ho sempre considerato un po' un mentore nella mia vita, un punto di riferimento, una persona speciale, e quindi si fa fatica a parlarne in questo momento. Ecco, certamente una grandissima perdita per tutti, insomma, e per tutte le persone che gli hanno voluto bene innanzitutto, ma poi per la città, per lo sport, per tanti. Ecco, una persona veramente, veramente unica, veramente rara, e si fa fatica a trovare le parole giuste, ecco, questo sicuramente. L'ultima volta che ci ha parlato? Ma è stato poco prima dell'estate, è stato credo a giugno, quando è finito il campionato e tutto, quindi quello è stato l'ultimo momento di incontro fisico. Poi magari una telefonata c'è stata, ma non fisicamente, ecco, prima dell'inizio dell'estate. La sua qualità principale, lei prima ha parlato di sensibilità, se dovesse descrivere un'altra qualità di Gilberto? Ma credo la capacità intuitiva, capire i problemi, capire come viverli, essere sempre molto calmo e positivo nell'approccio, no? Per cercare di gestire le problematiche, no? Riusciva sempre a vedere avanti, a trovare la soluzione. Ripeto, io sto parlando del mio campo, del campo sportivo, a avere fiducia nei propri collaboratori, ecco, riuscito anche a creare, chiamiamolo, questa sensazione di grande, chiamiamolo, lavoro di squadra, no? Intervista di Nicola Zanetti. È stato commovente il momento in cui i nipoti di Gilberto Benetton, Carlotta, Rebecca e Edoardo, hanno salutato quello che per loro era semplicemente il nonno, in particolare una frase pronunciata dal nipotino di Gilberto, Edoardo, una frase semplice che tuttavia è riuscita a zittire ogni sussurro, a frenare i respiri. Ciao nonno, ha detto questo bambino con un filo di voce, aiutami a crescere e diventare grande come te. In chiesa c'era anche Florentino Perez, presidente del Real Madrid. Il sacerdote Don Adelino si è rivolto alla famiglia di Gilberto Benetton raccontandone l'umanità, il coraggio. Non ho paura del futuro, gli aveva detto proprio nell'ultima
Eucaristia ricevuta e la continua ricerca di normalità, la generosità e la fede nei valori. Poi proveremo a sentire anche l'editorialista di Repubblica Giuseppe Turani, che si era occupato anche della Benetton, oltre che delle altre grandi imprese italiane. E in attesa di ricollegarci con Lucio Zanato, chiederei alla regia di mandare in onda un estratto di Ring e di 20 e 10 con degli interventi anche di Zaia. Vediamo. Era una persona che assieme alla sua famiglia a me ha insegnato veramente cosa vuol dire avere una mentalità di un determinato tipo. Io mi ricordo sempre che quando mi diceva nel gruppo Benetton arrivare secondi vuol dire perdere, qui si gioca sempre per vincere. Questo a me mi ha aiutato moltissimo, perché voleva dire crescere quotidianamente, e questa mancanza, anche se purtroppo è un ciclo, la nostra vita è un ciclo e tutto, mi coglie totalmente di sorpresa e mi lascia un vuoto enorme. È bene cercare la verità sulla vicenda poi della vicenda di Genova, però sono sempre stato anche molto fermo nel dire che non si fanno i processi in strada, non si fanno processi pubblici come a qualcuno piace fare. E forse in questo momento qualcuno anche può pensare per quale motivo magari il signor Gilberto non era proprio così presente. Evidentemente la malattia toccava da vicino. E quando ho chiesto qualcosa a Gilberto mi ha sempre detto: Giancarlo, io ti aiuto perché tu sei veramente un personaggio come me che ama la città di Treviso e i cittadini. È stato un esempio e io credo che personaggi simili difficilmente si affacceranno sulla faccia della città di Treviso. Tengo per mano la mano di Gilberto e di Gilberto: mi spiace veramente di non trovarti più, ma resterai sempre vivo in me con il tuo ricordo. Ecco, cittadini trevigiani, io vi ho detto che il mio cuore sanguina, e questo è una delle cose più belle, perché anche il dolore alle volte ti avvicina di più alle persone. Ciao cittadini, ciao Gilberto. Ecco, avete visto estratti di Ring di 20 e 10 con Ferdinando Avarino, che ha subito dato la notizia. L'abbiamo data in anteprima mondiale, perché l'abbiamo saputa per primi grazie a Lucio Zanato, che adesso è, come sapete, in diretta, e gli restituisco subito la linea. Sì, direttore, riprendo la linea perché adesso con Nicola Marcato cercheremo di farvi vedere, pur dall'esterno, dovrebbero esserci le letture delle lettere che cercheremo di così farvi sentire con l'audio, però forse è il momento più toccante, in particolare la lettera che dovrebbe leggere la figlia Sabrina. Vediamo in questo momento l'officiante Don Adriano Bortoluzzi che sta avvicinando. Credo proprio che sia il momento delle letture, presumo. Stiamo vedendo che si sta alzando qualcuno. Ecco, la prima lettera, adesso cerco di avvicinarmi. Ecco qua, questo è Vazzolare. Alziamo un po' il volume. L'audio, ma poi riusciamo a sentire, vedete Vazzolare in fondo proprio davanti alla bara. Nessuno di voi qui oggi serve se non Gilberto i propri ricordi, le proprie emozioni, e sono certo che dalla maggior parte di essi traspaia la sua disponibilità, la sua semplicità, la sua cortesia, la sua attenzione e premura per le persone prima che per il luogo. Era ancora un ragazzo quando incontrato per la prima volta il signor Gilberto, e sono il primo di migliaia di ragazzi che poi si sono susseguiti, perché la sua passione per lo sport ha reso possibile a ciascuno di noi di vivere il proprio sogno, crescendo con i valori che lo sport insegna, orgogliosi e onorati di indossare la maglia con i nomi dentro. Non è stato un vettore di comunicazione, quanto piuttosto una famiglia allargata. E il signor Gilberto era parte viva, appassionata, presente, un universo di condivisione di valori comuni, di
Era indubbia la sua capacità di vedere oltre, di non accontentarsi di fare meglio le cose fatte da altri, di fare invece meglio in modo diverso, sia nel business che nello sport, di stimolare chi era accanto a fare sempre e ad essere sempre migliori. Ed è per questo che mancheranno tantissimo i nostri incontri. La tristezza di questo momento non cancella né cancellerà le emozioni vissute grazie assieme a lei, signor Gilberto. Ve lo sto dicendo io ora, ma l'ho letto nei messaggi di tutti quelli che come me hanno avuto la fortuna di stare accanto. Ci mancherà, signor Gilberto, ma sono certo che ciascuno di noi cercherà nel suo quotidiano di rispettare il suo ricordo, continuando ad agire se lei fosse ancora qui ad accompagnarci. Non sento neanche Lucio, non sento. Sono solamente passato dall'altra parte. È come se fossi nascosto nella stanza Franco. Sempre io e tu sei sempre tu. Quello che eravamo prima non per l'altro, lo siamo ancora. Chiamami con il nome che mi hai sempre dato, che ti è familiare. Parlami allo stesso modo affettuoso che hai sempre usato. Non cambiare il tono di voce, non assumere una triste. Continua a ridere di quello che ci faceva ridere, di quelle piccole cose che tanto ci piacevano quando eravamo insieme. Prega, sorridi, pensami. Il mio nome sia sempre la parola familiare di prima. Pronuncialo senza la minima traccia d'ombra o di tristezza. La nostra vita conserva tutto il significato che ha sempre avuto. È la stessa di prima, c'è una continuità che non si spezza. Perché dovrei essere fuori dai tuoi pensieri, dalla tua mente, solo perché sono fuori dalla tua vista? Non sono lontano, sono dall'altra parte, proprio dietro l'angolo. Rassicurati, va tutto bene. Ritroverai il mio cuore e ritroverai la tenerezza purificata. Asciuga le tue lacrime e non piangere se mi ami. Il tuo sorriso è la mia pace. Ora ci concederemo da Gilberto, io aspeterò con l'acqua il suo corpo perché lei deve ricordare il battesimo che va impiantato come un segno della vita continua. Voi ragazzi devi insegnare per ricordare che vieni nell'alto invece. Avete sentito la lettera della figlia Sabrina di Gilberto Benetton e adesso si levano alcune note dell'organo centrale della chiesa del Duomo di Treviso e la cerimonia si sta avviando verso la conclusione. Vediamo se Lucio Zanato, in attesa che esca il feretro di Gilberto Benetton, può darci qualche altra notizia, qualche altra testimonianza. Non so se mi senti, Lucio, se puoi ti restituisco la linea. Altrimenti... Ecco, adesso dovreste sentirmi? Sì, ti sentiamo. Dovreste sentirmi? Ti sentiamo. Mi sentite dallo studio? Sì, ti sentiamo. Perfetto, mi sentite? Perfetto. Allora, commenti a caldo per quanto riguarda una lettera toccante, quella della figlia. Moltissimo. Ha detto tutte cose meravigliose, veramente. Ci si può riconoscere come città, come comunità? Assolutamente sì. Io ho lavorato 30 anni per la Benetton, conosco la famiglia è meravigliosa, persone con dei valori, veramente sono commossa. Grazie. Sentiamo degli altri
Abbiamo il maestro Varisco. Maestro, lei non ha voluto mancare qui all'ultimo saluto a Gilberto. Assolutamente. Ha sentito la lettera di Sabrina, la figlia? Le ho ascoltate tutte, ma soprattutto un grazie a Gilberto da tutta la cittadinanza trevigiana. Cos'era per lei Gilberto? Beh, un grande amico, lo conosco da tantissimi anni. Gilberto non solo per me, ma penso per tutta la comunità di Treviso e non solo, perché era un personaggio che ha fatto tantissimo e purtroppo è mancato in un modo poco generoso da parte dei giornalisti, purtroppo, perché l'hanno fatto mancare con delle sciocchezze che hanno detto, non perché era conosciuto, ma era sconosciuto, conosciuto dai trevigiani. Loro sanno quanto ha fatto Gilberto per noi. Grazie al maestro Varisco. Sentite che come dire, c'è molto pathos, molta emozione. Ti restituisco un attimo la linea, direttore, per cambiare delle batterie e poi riprendiamo subito. Sì, grazie Lucio. Tantissime persone, anche molto semplici, cittadini normali, in questi giorni hanno ricordato la figura di Gilberto Benetton. Sentiamo il ricordo della sua collaboratrice domestica, la signora Renata Bellon. Una persona così io non l'ho mai, ripeto, conosciuta, educata, umile. Avrà fatto i suoi sbagli involontariamente sicuro, perciò tutte le maldicenze, dico la verità, sono proprio, bisogna conoscere la persona. 27 anni, addirittura sembrava che fosse timido nei nostri riguardi. Io li ho, per 27 anni ho usato tutte le camicie, tutti i vestiti, tutto quanto, perciò per me è come un parente stretto proprio. Perciò soltanto bene posso dire e basta. Intanto, come si ricordava poco fa, ci sono state delle infamie via internet, sui social, insulti, attacchi scellerati nei confronti di Gilberto Benetton e della famiglia, questi haters coraggiosi alla tastiera che saranno poi probabilmente individuati dalla polizia postale e sanzionati per quanto hanno fatto e detto. Non so se Lucio voleva nuovamente la linea, gliela ridiamo eventualmente, anzi gliela ridiamo senz'altro. A te Lucio. No dai, non è possibile. Non è possibile. No, allora, calma. Lucio, ci senti? Lucio? Abbiamo qualche difficoltà col collegamento. Allora, in attesa che esca il feretro e la famiglia Benetton dal Duomo di Treviso, vediamo quello che è stato un anno horribilis, un anno in cui veramente tra lutti e tragedie la famiglia Benetton è stata fortemente segnata. Vediamo il servizio. Il destino in questo 2018 sembra essersi accanito con tutta la sua spietatezza sulla famiglia Benetton, con una serie di lutti e tragedie iniziate nei primi mesi dell'anno fino a ieri sera con la scomparsa di Gilberto. È il 6 febbraio quando in Argentina, durante una cena, Fioravante Bertagnin, marito di Giuliana Benetton, viene colto da infarto. Purtroppo per lui non c'è nulla da fare. Una morte improvvisa che precede di qualche mese un nuovo lutto. Il 10 luglio nella villa di famiglia si spegne il più giovane della famiglia, Carlo, 74 anni, strappato all'affetto dei suoi cari da un male scoperto appena 6 mesi prima. Dopo la diagnosi per il fratello minore erano iniziate visite, consulti, cure. Carlo era quello che amava meno stare sotto i riflettori, ma con gli altri 3 fratelli aveva fondato lo storico marchio diventato famoso in tutto il mondo. È lui che si era occupato in particolare delle materie prime necessarie all'attività tessile, seguendo le vaste tenute in Argentina, per poi occuparsi con l'espansione del gruppo di altri settori come l'agricoltura. Per Giuliana, Luciano e Gilberto la morte di Carlo è una ferita profonda.
Ma come se questo non bastasse, il 14 agosto si abbatte sull'Italia la tragedia di Genova, con le sue 43 vittime per il crollo di Ponte Morandi, gestito da Autostrade, società controllata dal gruppo Atlantia, nel cui consiglio di amministrazione sedeva Gilberto. Sarà proprio lui, 3 settimane dopo, nel polverone di polemiche e accuse che il disastro ha sollevato, a rilasciare un'intervista rispondendo a chi accusava la famiglia di aver parlato dopo così tanto tempo. Dalle nostre parti, dirà Gilberto, il silenzio è considerato segno di rispetto. La nostra holding ha parlato meno di 48 ore dopo la tragedia, a voce bassa è vero, perché la discrezione fa parte della nostra cultura. Ha però comunicato con parole chiare e inequivocabili un pensiero di cordoglio alle famiglie delle vittime. Con altrettanta fermezza, ha concluso Gilberto, abbiamo dichiarato che verrà fatto tutto ciò che è in nostro potere per favorire l'accertamento della verità e delle responsabilità. Servizio di Francesca Bozza. Tra l'altro la questione della concessione autostradale non è stato decisivo l'intervento del governo, nel senso che è partito un contenzioso e Autostrade può, in base alla convenzione con lo Stato, chiedere anche dei danni per l'eventuale privazione della concessione che va dai 20 ai 22 miliardi. Questi potrebbero essere i danni calcolati dagli studi legali di Benetton per quanto riguarda la questione della concessione. Poi l'azienda ha dato tutta la sua disponibilità ad affrontare anche economicamente i costi della ricostruzione del ponte, del sostegno alle famiglie, quindi su questo si sta andando avanti. Vediamo adesso, restituiamo la linea a Lucio. Volevo dire che nel frattempo, nonostante tutto quello che è successo, le difficoltà, Gilberto Benetton aveva iniziato una nuova avventura, era entrato in Celtex, che è una multinazionale che riguarda le torri di telecomunicazioni, con rapporti appunto che solo lui sapeva stabilire, con fondi a Dubai e a Singapore. L'internazionalizzazione del gruppo Benetton è stato in questi anni veramente straordinario. Allora a te la linea, Lucio. Sì, io sono qua. Ciao. Lucio, vai pure se puoi. No, non ci sente, vabbè, avvertitemi quando riusciamo, perché adesso mi pare che la cerimonia stia finendo, vedo qualcuno che si avvia verso l'uscita, quindi probabilmente adesso abbiamo il nostro telegiornale alle 12:30, forse. Sì. Dici tutto. Sì, niente, abbiamo avuto un piccolissimo problema tecnico, abbiamo risolto con un altro microfono. Avete visto, nel frattempo è terminata la cerimonia, stiamo aspettando che esca il feretro e poi cercheremo anche di sentire molte persone. Con Nicola vorrei far vedere proprio le 2 ali di folla che in questo momento stanno aspettando l'uscita dal Duomo di Treviso. La celebrazione è terminata e in questo momento appunto si sta solo aspettando quello che è veramente l'ultimo saluto, l'ultimo abbraccio della città di Treviso al signor Gilberto. Volevo sottolineare anche nella lettera di Paolo Azzoler quel lei che ha letto durante appunto quella lettera, sempre dandogli del lei al signor Gilberto. Un signor Gilberto che, come avete sentito durante la nostra diretta, è stato raccontato dai trevigiani soprattutto, quel signor Gilberto pratico, preciso, puntuale, quel signor Gilberto che ha saputo anche, come nella filosofia dello sport, incassare quelle che potrebbero essere delle sconfitte per la grande partita della vita. Qualcuno ricorda ad esempio Telecom, tanto per intenderci economicamente parlando, ma forse diciamo che il colpo che andava al di là, il colpo basso come qualcuno l'ha definito, è stato invece quello del Ponte Morandi e soprattutto di quello che molti hanno definito un linciaggio mediatico proprio alla famiglia Benetton, e in particolare a lui che come dire, è il punto di riferimento economico di questa famiglia. Ci stiamo avvicinando proprio all'uscita, anche se come sempre, come negli ultimi saluti, c'è tanta difficoltà a lasciare andare le persone, a lasciare andare il feretro verso
verso il riposo eterno, e continuiamo a vedere in fondo l'abbraccio che il parroco continua a dare alla famiglia e le parole di conforto che stanno arrivando un po' da tutta questa città, ma non solo da questa città, questo Veneto che si è stretto attorno a questa famiglia. Come diceva il direttore, abbiamo notato l'assenza di volti nazionali per quanto riguarda la politica, mentre è presente il governatore del Veneto Luca Zaia, a testimoniare che i veneti sono qui e sono qui a dare un grosso abbraccio alla famiglia, ma soprattutto un grande saluto a questo capitano dell'industria veneta di questo nord-est, questa immagine del nord-est che continua ad andare avanti, che continua a produrre e ad esserci. Stiamo aspettando l'uscita in, diciamo così, deferente attesa, perché in questo momento ovviamente tutti stanno aspettando il passaggio per l'ultimo grande applauso. Quindi, direttore, io lascerei le immagini e a te il resto del commento per il momento. Sì, ribadisco che insomma, farà parlare l'assenza della politica nazionale, perché probabilmente io credo che in queste circostanze un rappresentante del governo dovrebbe esserci. Ci sono tanti uomini politici che partecipano ad esequie di ogni genere, spesso si parla di necessità così di farsi vedere, si dice che sono passerelle, però in questo caso hanno perso l'occasione, ha perso l'occasione la politica nazionale per rendere omaggio a uno dei maggiori imprenditori italiani, il simbolo delle imprese, delle grandi imprese del Veneto, ma degli imprenditori in generale nel mondo. Ecco il lungo applauso dei presenti, vedete Don Adelino Bortoluzzi di fronte alla bara, ricoperta da fiori bianchi, che esce dal Duomo di Treviso. Molte lacrime, tanti campioni dello sport, tanti imprenditori, tanta gente comune per dare l'ultimo abbraccio al signor Gilberto, così amava farsi chiamare ed era chiamato. Vedete la figlia Sabrina, i nipoti, la moglie Maria Laura, tengono per mano i nipotini di Gilberto. Un lunghissimo applauso da parte della folla che gremisce la piazza del Duomo. I saluti di Don Adelino alla figlia Sabrina, vedete a sinistra la moglie Maria Laura, i nipoti, c'erano ovviamente, sono qui Alessandro, figlio di Luciano, e poi la figlia di Carlo, di Giuliana Franca, Massimo, il figlio di Carlo. E vedete Giuliana, che è la secondogenita, partì da lei praticamente la grande avventura con i primi maglioni. Ecco Luciano Benetton, che non avevamo visto all'inizio della cerimonia, che ha ripreso in mano le redini del Benetton Group, dietro di lui Alessandro, tutta la famiglia, un dolore composto, contenuto come è solito fare il Veneto e i veneti in queste tristi circostanze. Ecco ancora il fondatore. Ricordiamo che la Benetton venne fondata nel 1965, partì in quell'anno
l'avventura di un gruppo che poi si è, grazie a Gilberto Benetton, ramificato ed è cresciuto come pochi altri imprenditori hanno saputo fare in questo paese. Ecco, vedete Deborah Compagnoni vicina è dietro Don Adelino, insieme ad Alessandro, la moglie di Alessandro Benetton, campionessa di sci, olimpionica. Alessandro Benetton tra l'altro si occuperà dei prossimi mondiali, molto direttamente dei mondiali del 2021. Una battuta su cosa? Dica quello che vuole, perché in questo momento di difficoltà la state vivendo. Praticamente nella squadra è stato perso un pezzo, per cui siamo più deboli di prima. Però lo sport si può vincere? Sì, si può vincere anche in uno di meno. Nella vita invece questa è nella natura, insomma, che ogni tanto si perda un caro fratello in questo caso. Come vorrebbe venisse ricordato Gilberto da Treviso? Non lo so, questo non spetta a me. E lei come lo ricorderà? Come fratello fantastico. Grazie. Ecco, direi Lucio, grazie davvero per questo collegamento, l'immagine del Veneto che resiste anche di fronte alle sofferenze e al dolore, che va avanti con questa dichiarazione davvero commovente di Luciano Benetton, che ha ricordato il fratello, ha detto siamo di meno ma andiamo avanti, ce n'è uno di meno ma andiamo avanti lo stesso. Questo è il coraggio, lo spirito degli imprenditori del Veneto. Grazie per averci seguito. Tra pochissimo, dopo la pubblicità, il nostro telegiornale di 12:30. Grazie, arrivederci.